Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati con la nostra edizione in questa domenica 17 settembre, una domenica intensa, ricca di notizie e di eventi, cronaca anche purtroppo in primo piano, ma lo vedremo fra pochissimo. Eventi, c'è un evento atteso da molti ed è Pontida, è in corso in questo momento il raduno di Pontida, lo vediamo dalla diretta Facebook, ha appena parlato il presidente Fontana, il presidente della Lombardia Fontana, e in questo momento abbiamo visto Matteo Salvini sul palco, ha parlato poco fa anche il governatore Luca Zaia con i consiglieri regionali sul palco, mentre come detto, come si era raccontato anche in questi giorni, ad esempio assessori come Federico Canero, Giampaolo Bottacin sono rimasti sul pratone di Pontida, Zaia sul palco con lo striscione del Veneto e i consiglieri regionali, e ha detto il nostro è un leone di San Marco che è simbolo di pace, ma a volte si arrabbia ed è un leone incazzato, ha detto così Zaia. La Lega indica la via, non se la fa indicare, ha detto von der Leyen vada pure a Lampedusa, ma risolva poi i problemi quando ritorna in Europa. Ha parlato evidentemente di migranti e di ospitalità, sapete la linea insomma dell'accoglienza diffusa, ma dice dobbiamo dare ospitalità a chi scappa dalle guerre, non ai migranti economici, e poi ha chiuso parlando di autonomia. Lo vedremo poi questa sera nel corso del nostro telegiornale. Sul palco prima di lui anche Massimiliano Fedriga, il presidente del Friuli Venezia Giulia. Adesso salirà invece sul palco Maurizio Fugatti. Ha parlato di von der Leyen Zaia perché in contemporanea von der Leyen è a Lampedusa, chiamata da Giorgia Meloni. In questo momento c'è anche la conferenza stampa della Premier con von der Leyen. Racconta Repubblica, nel sito di Repubblica, ecco le parole di Meloni: remare tutti insieme, fermare le partenze illegali, von der Leyen, risposta coordinata alla emergenza, come vediamo nel sito di Repubblica. Insomma, una giornata in cui è anche uno dei titoli della nostra prima edizione, ne parleremo con l'ospite, il senatore De Carlo, fra poco. C'è questo duello a distanza politico tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, un duello tutto interno al centrodestra, proprio nella giornata di Pontida, con von der Leyen chiamata da Meloni a Lampedusa per la questione migranti. Peraltro Salvini ha avuto parole importanti per Meloni dopo il contrasto degli ultimi giorni, dicendo sta facendo miracoli, insomma un ricompattamento sul fronte dei migranti. Vedremo poi quali saranno le conseguenze. Ne parleremo fra poco, parleremo anche di Pontida. I veneti a Pontida sono circa 6.000 ed è una Pontida che arriva oggi dopo settimane di veleni e di polemica. Ma poi dicevamo c'è la cronaca ci parla purtroppo nel Trevigiano di una bimba di 4 mesi che è morta nelle scorse ore all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Era stata portata in ospedale stanotte da Montebelluna per un malore dovuto probabilmente a un rigurgito in culla, una nottata da incubo nella frazione di Guarda di Montebelluna con questa bimba di 4 mesi che era appunto in culla. Parliamo di una famiglia di origini dell'Est Europa e che vive a Guarda di Montebelluna da qualche anno. Le urla disperate che hanno richiamato l'attenzione dei vicini, hanno cercato di soccorrere questa bambina piccolissima che era cianotica, non respirava, subito dopo la pappa, ed è stata portata prima all'ospedale di Montebelluna e poi con l'elisoccorso al Ca' Foncello, dove però nelle scorse ore è spirata, e c'è stato anche un minuto di silenzio questa mattina a Montebelluna. È in programma una corsa benefica della Lilt ed è stata ricordata questa bambina di 4 mesi che purtroppo è morta a Montebelluna. E poi un altro fatto di cronaca che insanguina la nostra regione, con un omicidio avvenuto la scorsa notte a Vigonza, un tunisino di circa 30 anni che è stato ucciso da varie coltellate in un'aggressione
l'aggressione da parte di 2 o più persone che non sono state ancora identificate. Le ricerche dei carabinieri non hanno portato al momento alcun esito. La vittima, senza permesso di soggiorno e con precedenti per questioni legate alla sua permanenza in Italia, è stata colpita più volte alle gambe. Nonostante l'intervento dei sanitari, è morto all'ospedale di Padova per shock emorragico. Non è stato appurato il contesto dell'aggressione. I carabinieri della compagnia di Padova e di Vigonza protendono per un regolamento di conti nell'ambito della comunità nordafricana. Questo è successo a Vigonza nel Padovano. Vediamo intanto le immagini della conferenza stampa di von der Leyen e Meloni a Lampedusa in questo momento. Allora, torniamo alla cronaca di nuovo, perché stiamo parlando anche in queste ore dell'evento che ha fatto purtroppo il Giro d'Italia e non solo, e cioè dello schianto del jet delle frecce tricolori a Caselle di Torino. Il pilota friulano Oscar Del Do, che in queste ore sta raccontando quello che è successo, la vittima di 5 anni, Laura Origliasso. Allora, vediamo quel video terribile che racconta lo schianto. Vedrete anche nelle immagini il pilota che si eietta dall'aereo poco prima, seguendo la procedura in questi casi, di fatto per evitare che l'aereo si scontrasse con delle case vicine, però poi ha detto: io non ho visto quell'auto. Vediamo intanto il video. Terribile, terribile davvero questo video. Dicevamo, Oscar Del Do, pilota delle frecce tricolori dal 2020 di San Daniele del Friuli, stava guidando il jet Pony 4 delle frecce tricolori. L'ipotesi, la prima ipotesi è quella di l'ipotesi più accreditata è quello di un bird striking, cioè di uno stormo di uccelli che è finito nel motore, e quindi la procedura di emergenza in questi casi davvero molto rapida è quella di eiettarsi dall'aereo e ovviamente portare l'aereo in una zona per non impattare in quelle che sono abitazioni vicine all'aeroporto di Caselle. Oscar Del Do in queste ore sotto shock racconta, ha detto: ho dovuto eiettarmi, ho dovuto uscire dall'aereo per evitare di morire. Non ho visto purtroppo l'auto dove c'era Laura Origliasso, 5 anni, era in auto con la mamma Veronica Vernetto di 41 anni, che è grave per le ustioni riportate, Andrea di 12 anni, il fratello, grave anche lui, e poi il papà Paolo Origliasso di 49 anni, che ha le mani bruciate, ha tentato disperatamente di salvare la bimba Laura, che vediamo in queste immagini dal terribile incidente. Purtroppo un evento che insanguina il centenario ovviamente dell'aeronautica militare. Questa l'auto della famiglia dopo l'impatto. È uno dei temi di cui parleremo anche oggi. Allora torniamo a parlare di Pontida. È in corso in questo momento il discorso, lo vediamo, di Maurizio Fugatti, il presidente della provincia autonoma di Trento. Questo il pratone di Pontida, eccolo Fugatti in queste immagini. Una Pontida che è stata funestata nella sua vigilia, nei giorni di vigilia, nei giorni di attesa, dai veleni, soprattutto dal Veneto. Allora vediamo come Lina Paronetto raccontava ieri, il giorno precedente Pontida. Sentiamo. Domani sono a Pontida, nel Pratone, insieme a tutti i militanti sostenitori, ad ascoltare le linee guida del nostro partito. Ma nel Pratone o sul palco? Perché No, c'è chi dice... Io sono un militante e quindi starò nel Prato insieme agli altri militanti. Niente palco per Mario Conte al raduno della Lega a Pontida. Il sindaco di Treviso, pur tra i leghisti in rampa di lancio, preferisce il Prato affollato di militanti. Quindi troverà Caner, perché Caner probabilmente sarà sul Pratone. Io incontrerò tutti i militanti che parteciperanno, speriamo di essere davvero tanti. Federico Caner, ma anche Roberto Marcato, dunque tra i militanti di Pontida, col trevigiano Giuseppe Paolin, che non risparmia una frecciata all'assessore regionale all'agricoltura. Ha versato 500.000 euro, che mi sembrano tanti, ma se ne ha versati 500.000 ci dica quanti ne ha incassati. Quindi
Per il resto sul palco non ci stanno tutti, è bene stare fra i militanti. Che sul palco salgano per il Veneto il segretario Alberto Stefani e il presidente della Camera Lorenzo Fontana dice è sufficiente. Per i veneti il tema resta l'autonomia, proprio Paolin si è fatto promotore della realizzazione e della distribuzione delle magliette dedicate all'attesa riforma, un chiaro messaggio ai vertici del partito. Col referendum si è messo un pilastro importante sull'autonomia, però sapevamo che da lì in avanti la strada era ancora lunga per ottenere l'autonomia. Quindi domani a Pontida, e la maglietta ne è il testimonial, poi c'è anche lo slogan della giornata che per i veneti è coloriamo il prato con i colori della nostra bandiera, i colori dell'autonomia. Quindi per sottolineare insomma, il percorso per l'autonomia. Autonomia, viaggio audace, come si legge sulla t-shirt che Paolin invita anche i non veneti a compiere. Noi abbiamo un compito che è quello di convincere gli altri che l'autonomia fa bene a tutti, non fa bene solo al Veneto. L'autonomia non toglie nulla agli altri, anzi permette di amministrare risorse in maniera più intelligente e più efficace. Autonomia o elezioni è anche la scritta sullo striscione con cui un centinaio di giovani della Lega sono entrati nella tensostruttura allestita a Pontida con fumogeni verdi e bandiere di San Marco al grido di Veneto libero e secessione. Con loro anche i giovani lombardi con le medesime rivendicazioni. E intanto ci sono altri addii al Carroccio, anche polemici legati a diversi casi che non c'entrano con la politica o forse c'entrano in un altro modo. C'è questo video che fa scalpore di una leghista padovana, militante da circa 10 anni, una delle vittime del cosiddetto autovelox killer di Cadoneghe, che ha detto non ho avuto risposte su questo problema e quindi taglio la testa. Lo ha fatto proprio in diretta a Facebook, guardate. Dopo questo evento che ha praticamente devastato migliaia di cittadini, sia a livello economico, ma soprattutto anche a livello psicologico e fisico, non posso condividere l'appartenenza allo stesso partito del sindaco di Cadoneghe. Quindi, visto anche l'assordante silenzio delle autorità, mi vedo costretta ad abbandonare, dopo 10 anni di militanza, la Lega e lo faccio facendo un gesto simbolico ma altrettanto significativo, che è il taglio della mia tessera di militante. Dopo 10 anni di iscrizione alla Lega, la dottoressa Antonella Bordin, medico di base di Tre Baseleghe, lascia il partito contestando l'assenza di risposte del sindaco di Cadoneghe e dei vertici del Carroccio sulla vicenda del famigerato Velox lungo la vecchia strada del Santo, che sta togliendo il sonno a migliaia di persone che hanno ricevuto tantissime multe. Dall'evento del Velox di Cadoneghe, da cui maggior parte della responsabilità è del primo cittadino, ho cercato di interloquire con lo stesso e cercare delle risposte dai rappresentanti del territorio della Lega fino ad arrivare al ministro, nonché segretario del partito Matteo Salvini. Ad ora non ho avuto alcuna risposta. La dottoressa Bordin è solo l'ultima dei tanti addii all'interno della Lega nel Padovano, tra gli espulsi come Fabrizio Borone e chi invece ha lasciato come Alain Luciani. Rieccoci in diretta, vediamo se riusciamo a sentire alcuni passaggi della conferenza stampa di Giorgia Meloni. Ecco, togliamo questo, vediamo subito, eccolo qui è Giorgia Meloni che sta parlando con von der Leyen. Non fu mai realizzata perché, come voi sapete, proprio perché la missione Sofia si rivelò nella prima parte una sorta di pull factor, poi non vennero implementate le altre due parti. Quello secondo me è il draft dal quale bisognerebbe partire. About the theme being discussed in the next European Council meeting, I already discussed and sent a letter to President Jean-Michel. I'm just waiting for an answer, but in the meantime I've also discussed this issue with the other European leaders. I'm quite confident that this theme will be
tackled and dealt with in this respect. And as far as Tunisia. Allora rientriamo mentre stanno traducendo ovviamente le risposte di Giorgia Meloni anche per le TV straniere. Cerchiamo poi di collegarci sentendo altre risposte alla stampa di tutto il mondo, che appunto sta chiedendo, insomma la stampa internazionale che sta chiedendo delle risposte sia a Meloni che a von der Leyen in questa giornata importante a Lampedusa con quello che sta accadendo. Come sapete poi domani ci sarà un Consiglio dei Ministri e l'idea, il piano del governo è quello di creare, di aumentare, di duplicare i CPR, i centri per il rimpatrio. Si sta ovviamente guardando anche al Veneto, ma non solo. La cronaca, e torniamo a parlare della maxi operazione antidroga dei carabinieri di Treviso, che in una insospettabile villetta di Silea hanno scoperto un polo logistico della droga, €500.000 in contanti sequestrati e 60 kg. Un centro logistico organizzato benissimo, tant'è che i soldi che noi abbiamo trovato erano sottovuoto, e quindi abbiamo sequestrato anche la macchina utilizzata per creare il sottovuoto, sia dei soldi che il sottovuoto della sostanza stupefacente sequestrata. Sappiamo che elude il controllo anche dei cani, rende più difficile l'individuazione del prodotto una volta che viene sistemato. Più che un market della droga, un vero e proprio centro logistico che con ogni probabilità operava su tutto il nord-est. Sono impressionanti e forse senza precedenti nella storia recente i numeri del blitz scattato nottetempo in un'abitazione isolata di Silea, troppi movimenti sospetti di auto di grossa cilindrata che hanno portato i militari a stringere il cerchio. Una decina i carabinieri della compagnia di Treviso, coordinati dalla procura, che hanno fatto irruzione trovando 3 uomini, il proprietario di casa, un 45enne italiano, e 2 cittadini albanesi di 32 e 43 anni. Ne è seguita una notte di sopralluoghi e perquisizioni con numeri da record: 49 kg di hashish, 8 di marijuana, 35 grammi di eroina, 96 dosi di ecstasy, addirittura 770 sigarette elettroniche con il principio attivo della cannabis, ma soprattutto, caso più unico che raro, 410.000 euro in contanti, provento dell'attività illecita. Perché 410.000 euro in unica soluzione nel medesimo luogo non è una costante. A cristallizzare un giro d'affari super anche il sequestro di quello che può essere definito ad ogni buon conto un libro mastro della droga. Dove ci sono appunto tracciati gli acquisti, le vendite delle sostanze stupefacenti, ci ha permesso di stabilire che quel luogo era un luogo stabilmente usato da molto tempo per diffondere lo stupefacente non solo in quella cittadina, ma probabilmente in realtà molto più ampie, che forse vanno anche oltre la provincia di Treviso. I 3 uomini, l'italiano e i 2 albanesi, sono stati portati al carcere di Santabona a disposizione dell'autorità giudiziaria. All'Arma trevigiana il plauso del presidente Luca Zaia. La legalità, ha detto, è un bene prezioso, ma l'indagine sembra solo all'inizio. Dal blitz di Silea, vista la mole, potrebbe innescarsi un effetto domino su tutta la rete dello spaccio provinciale e regionale. E poi c'è la tragedia nella cantina, l'incidente sul lavoro a San Polo di Piave, la cantina K di Raio, costato la vita al 46enne di Bassano Marco Bettollini. Ieri è stato notificato l'avviso di garanzia alla titolare dell'azienda. Le ipotesi di reato sono quelle di omicidio colposo e lesioni colpose. Domani sarà conferito l'incarico al medico legale per l'autopsia e sempre domani la procura potrà visionare anche quelle immagini della telecamera che ha ripreso gli istanti della tragedia. Intanto migliorano fortunatamente le condizioni del 31enne di Cordignano, salvato da Bettollini, che poi è morto. Ci sono segnali positivi per una ripresa di Alberto. Ringraziamo tutte le persone che ci sono state vicine e per le tante dimostrazioni di affetto. Ci stringiamo alla famiglia di Marco in questo momento di dolore. Poche righe soppesate ma dense di significato, quelle che ci affida la famiglia di Alberto Pin, il 31enne di Cordignano che si trova in prognosi riservata al Cafoncello. Le condizioni di salute del ragazzo, questa è l'unica buona notizia nelle ultime 48 ore, stanno migliorando. C'è poi il pensiero fisso della famiglia Pin
Bettolin verso un'altra famiglia, quella di Marco Bettolini, il 46enne bassanese morto giovedì pomeriggio nell'autoclave dell'azienda Cadelraio nel tentativo di salvare il giovane. Un gesto di altruismo, anzi di eroismo, come hanno ribadito anche i colleghi, ma a dirlo sono in tanti, compreso il sindaco di San Polo. Resta appunto il gesto altruistico e di eroismo da parte di Marco. Questo è un momento anche di silenzio, soprattutto perché bisogna rispettare il dolore forte di un'azienda che appunto nei propri dipendenti investiva e li considerava appunto come famiglia, ma i dolori soprattutto anche delle famiglie coinvolte in questa tragedia, che sicuramente avranno tante domande e appunto poi la procura, e fortunatamente, come ho sentito, anche magari le immagini potranno chiarire le dinamiche. Immagini delle telecamere che, come emerso, saranno fondamentali nell'inchiesta che nelle scorse ore ha segnato il passaggio quasi obbligato della notifica dell'avviso di garanzia nei confronti della titolare dell'azienda, Sandra De Giusti, per i reati di omicidio e lesioni colpose. È stato poi disposto l'accertamento tecnico irripetibile dell'autopsia. Il conferimento dell'incarico da parte del PM al medico legale avverrà lunedì mattina. Non entra ovviamente nel merito della singola vicenda il ministro Carlo Nordio, che però da Treviso fa una riflessione generale sulla strage senza fine sui luoghi di lavoro. Questa ovviamente non è in gran parte la mia materia, però per quanto riguarda le eventuali sanzioni penali, effettivamente sugli incidenti del lavoro stiamo lavorando, perché la situazione è intollerabile, come ha detto il Presidente Mattarella, cioè siamo veramente davanti a un vulnus a quelli che sono i principi elementari dei diritti civili, e lì interverremo. E poi la paura a Preganziol, siamo ancora nella Marca, le indagini dei carabinieri per un atto incendiario davanti alla porta di casa, un appartamento Ater di un residente di Preganziol. Ho sentito dei passi, ok, e una voce con cadenza veneziana che ribadiva queste stesse parole: ti darà anche fuori dei coglioni. San Trovaso, via Ugo Foscolo, 3 di notte. I latrati senza sosta di Spiro, il cane del proprietario della casa Ater, Loris Dogao, 47 anni, danno l'allarme. Lui ha iniziato ad abbaiare, io non vedevo fumo, quindi ho preso il mio cane, l'ho fatto stare zitto e me lo sono portato in camera. A una certa sentivo puzza di fumo, pensavo di aver lasciato il gas aperto, una padella, invece mi sono reso conto che proprio la porta stava bruciando. Un incendio violentissimo che in pochi minuti ha divelto la porta facendo entrare il fuoco. Così Loris con il suo cane si sono rifugiati in terrazza per salvarsi dalle fiamme e dal fumo che stavano rendendo l'aria di casa irrespirabile. Tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco che in circa mezz'ora sono riusciti a domare l'incendio, ma la paura di quei momenti resta. Una vigliaccata perché comunque non ci sono soltanto io qui, c'è un anziano di 96 anni, un altro anziano che comunque non sta molto bene e poteva sfociare in qualcosa di diverso, di molto peggiore. Quindi grazie al mio amico a quattro zampe che ci ha salvato la vita. Ancora in corso le indagini dei carabinieri per capire l'autore del folle gesto che avrebbe potuto causare morti e feriti. È successo tutto in un attimo, racconta Loris. Resta da capire chi possa essersi introdotto in piena notte e arrivare sul pianerottolo dell'ultimo piano del caseggiato Ater in via Ugo Foscolo. Incendio di origine dolosa. Sono state infatti trovate tracce di accelerante ora al vaglio degli inquirenti. Sottoposti a controlli sanitari gli altri inquilini della palazzina. Nessuno ha riportato traumi o ferite. Al lavoro, già dalle prime ore della giornata, i falegnami che hanno lavorato per sistemare il danno. A porgere solidarietà all'inquilino anche il presidente Ater, Mauro D'Alzilio. Come ti senti adesso? Nervoso, allora contento perché sono vivo. Il problema delle carceri, dei sovraffollamenti delle carceri e delle tensioni. 2 agenti aggrediti nella casa circondariale di Vicenza. È il 9° caso del 2023 a denunciare il fatto l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria. Aggressione all'interno del carcere Filippo del Papa di Vicenza ai danni di 2 agenti della Polizia Penitenziaria. A rendere noto l'accaduto l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria per voce del segretario del Triveneto Leonardo Angiulli. Episodio che, spiega Angiulli, si è verificato nel pomeriggio di ieri quando ad un detenuto che stava rientrando dai cortili dedicati al passeggio è stato contestato il possesso di sostanze non consentite. Dopo essersi rifiutato di rientrare nella cella, l'uomo ha colpito con pugni
pugni alla nuca un agente che è stato soccorso da un collega che è stato a sua volta picchiato. A bloccare l'aggressore una squadra di agenti. Si tratta della 9ª aggressione del 2023 ai danni del personale. Ieri pomeriggio nella casa circondariale di Vicenza si è consumata l'ennesima aggressione ai danni di 2 agenti di polizia penitenziaria. L'aggressione è stata consumata da un detenuto di difficile adattamento al rientro del cortile Passeggi. Chiediamo provvedimenti urgenti per la risoluzione di queste difficoltà oggettive dei detenuti. Intanto l'amministrazione comunale ha fatto sapere di voler mettere in campo iniziative e progetti rivolti alla casa circondariale di Vicenza, guardando al carcere come ad un quartiere, con specificità e problematiche da affrontare a tutto tondo, cioè come si fa con il resto della città, e che prioritario sarà affrontare la questione del nuovo garante. Un primo momento di confronto si terrà a proposito lunedì 18 settembre alle 17:45, quando le commissioni consiliari 4ª e 5ª si riuniranno in seduta congiunta per fare il punto della situazione. Torniamo ai migranti, pagina di Repubblica, la conferenza stampa in corso tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen. Meloni remare tutti insieme, fermare le partenze illegali. Von der Leyen, sfida europea che richiede risposta europea. E intanto all'aeroporto Allegri sono già arrivati 23 migranti, ne arriveranno altri 20 nei prossimi giorni per un mini hub da circa 70 posti. Entro lunedì saranno 43 i migranti ospitati all'aeroporto Allegri di Padova. Le brandine sono già pronte da qualche giorno. All'interno degli ex alloggi militari sono alloggiati 23 migranti. Lunedì ne arriveranno 20 e un'altra ventina invece dovrebbero arrivare entro la fine della prossima settimana, visto che deve essere alleggerita la pressione dal centro di Lampedusa e una quota di profughi sono già stati destinati al Veneto e alla provincia di Padova. Di fatto l'aeroporto è diventato un mini hub. La capienza massima dovrebbe fermarsi al massimo a 70 persone. Questa è la promessa che avrebbe fatto il prefetto al sindaco Giordani, che solo 2 giorni fa ai nostri microfoni aveva parlato di un'accoglienza temporanea negli spazi dell'aeroporto. Da quello che ho capito io, il prefetto intende utilizzare Allegri come transito, nel senso, da quello che ho capito, non da quello che ha detto lui, che anziché usare il palestra delle scuole userà per emergenza come anche altri appartamenti di posti, ma non c'è nessuna intenzione che io sappia fare un hub grande. Nel frattempo le cooperative stanno cercando nuovi posti nei CAS, i centri di accoglienza straordinaria, che sono il cardine dell'accoglienza diffusa nel territorio. Per quanto riguarda la palestra comunale di Ferriole a Selvazzano, il trasferimento dei 33 migranti ospitati all'interno è stato spostato al 22 di settembre. E anche a Vicenza c'è preoccupazione. 2 sere fa 12 profughi collocati nella provincia di Vicenza ad Arzignano, con la rabbia del sindaco. Intanto dal capoluogo berico si guarda con preoccupazione all'emergenza perché il sistema è saturo. Arrivi in massa di migranti, la situazione esplosiva di Lampedusa si riversa sui territori e diventa emergenza accoglienza. Ieri 12 nuovi profughi arrivati nel Vicentino collocati ad Arzignano in un appartamento confiscato alle mafie, ma l'ondata non è destinata ad arrestarsi e in città, a Vicenza, si guarda con preoccupazione a quanto accade nella vicina Padova. Siamo molto preoccupati per le notizie che arrivano da Lampedusa. Tutti abbiamo visto le migliaia di migranti che sono sbarcati in questi giorni. Speriamo davvero che il governo riesca a prendere in mano la situazione e a gestire in maniera ordinata questi flussi, perché sarebbe impossibile gestire centinaia di arrivi nelle singole province. Noi abbiamo sempre detto un fermissimo no, e lo confermiamo, agli hub, alle grandi concentrazioni di migranti nelle città e nei comuni, perché diventano situazioni ingestibili dal punto di vista dell'ordine pubblico e anche dal punto di vista della gestione dei percorsi con i migranti. L'assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto rilancia sul tema della microaccoglienza, ribadendo che il sistema di accoglienza a Vicenza è al collasso. Sottolinea la problematica legata ai minori stranieri non accompagnati che sarebbero in carico alle amministrazioni. La preoccupazione è molto alta, anche perché stiamo vedendo come anche nei territori vicini a noi, come Padova, la situazione è già in piena emergenza, non solo per quanto riguarda i migranti, ma soprattutto anche per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati. Qui il sistema di accoglienza di fatto è fortemente saturo ed è al collasso. Ovviamente se i numeri dovessero fortemente aumentare la situazione si complicherebbe molto anche. Il rischio è quello di hub?
questo è un rischio che assolutamente noi scongiuriamo, nel senso che sia il sindaco che l'intera amministrazione ha sempre detto che siamo d'accordo per quanto riguarda un'accoglienza diffusa, ma soprattutto della microaccoglienza, quindi contrarissimi a tutte quelle strutture che possono essere superiori alle 10-12 persone. Pochissimi istanti di pubblicità, poi ripartiremo da qui con il senatore De Carlo. Tensioni ed emergenza continua a Lampedusa, dove la situazione critica in tema migrazione allarma a macchia d'olio sindaci e amministratori tenuti ad affrontare la gestione dell'accoglienza. Da Vicenza arriva il monito del vescovo Monsignor Giuliano Brugnotto, che invita la politica a non considerare più il fenomeno come emergenziale, ma a gestirlo in maniera strutturale, specie guardando all'integrazione e all'inserimento lavorativo dei migranti accolti. Questo fenomeno è un fenomeno che dobbiamo affrontare in maniera più strutturale, guardando al futuro, tenendo presente che abbiamo anche noi bisogno di presenze che purtroppo non abbiamo nel mondo del lavoro, e questo implica una capacità di accoglienza che si faccia carico non solo dell'immediatezza di offrire un tetto e un pane assolutamente necessari, ma anche di un percorso che vuol dire promozione delle persone che arrivano attraverso la capacità di entrare in relazione e integrazione per offrire qualcosa in più, ecco, di un semplice tetto e cibo da mangiare. Integrazione vuol dire anche capacità di entrare nel mondo professionale del lavoro, offrendo appunto a loro delle possibilità. Fenomeno che, sottolinea il vescovo, a Vicenza è stato affrontato insieme da istituzioni e associazioni che gravitano sul territorio, ma che deve avere una regia più ampia. Bacchetta all'Europa, la problematica va presa in carico non solo dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Questo fenomeno non può essere affrontato solo, come ricorda da Papa Francesco, dai 4 paesi che sono intorno al Mediterraneo, ma deve essere affrontato da tutta l'Europa in maniera strutturale. Su questo c'è ancora molta strada da fare. E una risposta arrivata questa mattina con l'incontro von der Leyen-Meloni a Lampedusa. Saluto e ringrazio, buona domenica, grazie per essere con noi con questo splendido scenario. Il senatore Luca De Carlo. È nella sua Calalza, immagino. Grazie dell'invito. No, sono a Feltre. A Feltre, insomma lei gira un po' il territorio, il coordinatore regionale, per i pochissimi che non lo sanno, di Fratelli d'Italia in Veneto. Prima di affrontare la questione migranti sentiamo anche due cose che ha detto von der Leyen insieme a Meloni. Le chiedo solo una cosa, c'è un fatto insomma, di cronaca che ovviamente lascia attoniti da qualche ora, e cioè la tragedia di Caselle con l'aereo delle Frecce Tricolori che purtroppo si è schiantato e una bambina di 5 anni morta. Le chiedo soltanto, insomma, da esponente importante della maggioranza di questo del governo, insomma, una parola di commento. È veramente una tragedia terribile che insanguina purtroppo anche il centenario dell'aeronautica militare, un simbolo come le Frecce Tricolori. Cosa dice? Sì, purtroppo anche il fatto della perdita poi della bambina è una cosa incredibile e assolutamente di un dolore enorme. Siamo vicini alla famiglia, ma siamo vicini anche all'aeronautica, perché sta vivendo anch'essa una tragedia grandissima, al pilota e a tutti quelli che ogni giorno, forze dell'ordine, militari, si impegnano per servire questa nazione. È una cosa che non vorremmo mai dover commentare, né vedere né dover commentare, però credo che ad oggi il sentimento più grande di tutti sia solo il cordoglio e anche la forte vicinanza alla famiglia di quella bimba, che io faccio fatica veramente a commentare. Certo, peraltro insomma, l'operazione compiuta dal pilota ha evitato una strage, perché poteva anche succedere che quell'aereo finisse nelle case, non ha evitato però una tragedia. Il giovane in queste ore sta dicendo: io quell'auto non l'ho vista, davvero un destino terribile e atroce. Allora, le dico due parole, le leggo dal sito di Repubblica due frasi che ha detto von der Leyen accanto a Giorgia Meloni. Per me è molto importante essere qui oggi insieme alle autorità italiane. Quello dell'immigrazione legale è una sfida europea che richiede una risposta europea. Saremo noi a decidere chi arriva in Europa e non i trafficanti. Sono qui per offrire una risposta coordinata tra le autorità italiane e quelle europee. Quanto è importante questa presenza oggi a Lampedusa di von der Leyen?
È importantissima, tant'è che la Meloni ha spinto per avere la von der Leyen lì, per rendersi conto di quella che è una situazione che non è una situazione meramente italiana, ma è una situazione appunto europea. A me fa piacere che la von der Leyen si esprima in questi termini, adesso però voglio vedere la concretezza dei fatti, perché ad oggi l'Italia è rimasta da sola, e anche quando l'Italia ha fatto da coordinatrice rispetto a tanti accordi dall'altra parte del Mediterraneo, poi sono state altre forze, altre nazioni europee a tirare il freno a mano, come la questione relativa alle risorse da trasferire per la polizia tunisina, dove ad oggi siamo in ritardo come Europa nel versamento delle risorse che servono appunto alla Tunisia a non far partire i migranti. Ricordo a tutti, anche a quelli un po' più distratti, che mentre la situazione in Libia al momento è più tranquilla, la situazione in Tunisia è particolarmente frizzante, anche perché l'Europa ha non solo messo nelle condizioni il premier tunisino di non essere nelle condizioni di poter svolgere quel lavoro che si era impegnato a fare proprio per la scarsità di risorse. Credo quindi che sia stato strategico e fondamentale la visita di oggi della von der Leyen. Accolgo con assoluta soddisfazione le parole, ma alle parole attendo i fatti chiari, perché è evidente a tutti, anche a quelli che magari si approcciano con una visione superficiale al tema, che non è e non può essere solo l'Italia a riuscire a contrastare un fenomeno migratorio come quello che stiamo vivendo, che non ha pari nella storia moderna, e quindi è evidente che dobbiamo unire le forze e far capire anche ai nostri amici europei che non vanno considerate le campagne elettorali nei singoli stati europei, ma qui va considerato questo problema, che anch'io sono d'accordo insieme con il vescovo di Vicenza, non è un problema di emergenza, ma è un problema strutturale, ed è per questo che bisogna risolverlo in maniera strutturale. Sempre dalla stampa di oggi, vari articoli: migranti, si muove la Unione Europea con von der Leyen in Italia, e poi l'asse Meloni-Macron, intesa con l'Eliseo, azioni navali congiunte e fermare le partenze dai paesi d'origine. Anche questo è un passo importante. È quello che abbiamo sempre detto, noi siamo a favore del blocco navale, che possiamo fare solo ed esclusivamente con l'aiuto e il sostegno dell'Europa, perché non diventi un blocco navale estemporaneo con tutte le conseguenze che poi ne derivano, ma che sia coordinato tra tutte le nazioni europee che hanno l'interesse di difesa dei propri confini, e anche le nazioni dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che sanno che senza la loro collaborazione diventa difficile stroncare quel business inumano dei trafficanti di esseri umani, che è una nuova tratta degli schiavi che qualcuno tende a sottostimare, forse per qualche complicità negli anni scorsi relativa a una scarsa o quasi assente, diciamo così, tentativo di fermarli. Questo è un dato di fatto oggettivo. Nel Consiglio dei Ministri di domani, dice Giorgia Meloni, ha detto Giorgia Meloni in conferenza stampa, porteremo la norma per estendere al massimo consentito dalle regole europee il trattenimento ai fini del rimpatrio di chi arriva irregolarmente in Italia, e daremo mandato al Ministero della Difesa di attivarsi immediatamente per realizzare le strutture necessarie. Allora, domani è una giornata importante, si parla dei CPR, di creare ulteriori centri di rimpatrio. Dove potrebbero essere, secondo lei? Chiaramente non è la sua materia, ma in Veneto o in Friuli Venezia Giulia, da potenziare, dove si parla di Bagnoli, si è parlato anche di Cona, ma Cona è come dire, una struttura anche simbolicamente forse non adatta, e poi cosa risponde a chi dice che i CPR non dovrebbero essere creati ma cancellati perché sono delle carceri e di fatto sono incostituzionali. Allora, intanto è questa la soluzione intanto dell'immediato? Beh, intanto questa è una soluzione di emergenza, perché il nostro obiettivo è non farli proprio arrivare in Italia, non gestirli una volta che sono arrivati. E quindi lo abbiamo sempre detto, e speriamo che oggi l'Europa finalmente l'abbia capito, che la von der Leyen se ne sia resa conto con i propri occhi, che le questioni dei migranti vanno trattate nei paesi di origine, un po' come stiamo facendo e abbiamo fatto col decreto flussi. Da lì partono i migranti che servono a questa nazione e che hanno poi possibilità di trovare un lavoro. Chi entra illegalmente in questa nazione sarà trattenuto per un massimo di 18 mesi ed espulso immediatamente se non ha i requisiti per rimanervi. E questo mi sembra
che sia poco di anticostituzionale, anzi è una tutela nei confronti di tutti quegli italiani e anche di tutti quegli stranieri che pagano regolarmente le tasse e che sono entrati in questa nazione assolutamente in maniera regolare. E quindi credo che sia un atto di doverosa riconoscimento anche di una differenza tra chi non rispetta le regole e chi invece le rispetta. Dove verranno fatti poi spetterà naturalmente ad una valutazione che terrà conto sia della facilità che sia una zona assolutamente poco abitata, che sia una zona facilmente controllabile e che sia anche in un'area vicina alla possibilità quindi di reimpatrio. E lei esclude quindi Cone e Bagnoli dal suo punto di vista, chiaramente? Io non posso escludere nulla perché ovviamente sono valutazioni che aspettano al Ministero dell'Interno. Cone e Bagnoli credo abbiano già dato in passato e che quindi siano due aree che per quanto magari possano anche ottemperare queste caratteristiche, sono sicuramente aree che hanno già pagato un prezzo alto nella gestione dei migranti precedente. I CPR che alcuni definiscono incostituzionali, cosa dice? Io credo che incostituzionale sia strizzare l'occhiolino ai trafficanti di morte e non scindere tra quelli che rispettano le regole come gli immigrati regolari e quelli che lo fanno, che entrano in questo territorio in maniera irregolare. Quello è anticostituzionale. Allora, è una giornata particolare, quello che dicevamo di oggi, perché von der Leyen e Meloni a Lampedusa e poi c'è Pontida di là, diciamo, con la Lega, no? È un po' un duello, tra virgolette, a distanza, se vogliamo essere così un po' ironici, no? di partecipazione, sono due cose completamente diverse, ma i due leader del centrodestra impegnati in due eventi importanti, seppur profondamente diversi. Lo sappiamo, ognuno guarda il suo partito, ma come guardate a Pontida? Lo guardate con interesse per capire un po' i vostri alleati principali, come si stanno muovendo? Guardi, io ho uno splendido rapporto con i miei amici ed alleati che frequento giornalmente e che anche nella mia commissione mi aiutano a risolvere e ad affrontare le tante sfide. Non credo di dover guardare a Lampedusa per sapere quello che la Lega intende fare. È evidente che anche la Lega, come noi del resto, che faremo una grande manifestazione sabato e domenica prossima a Monastier di Treviso, dove racconteremo un anno di governo, ogni tanto hanno dei momenti in cui si confrontano. Tra l'altro quello di Pontida è un appuntamento annuale e quindi non c'è nessun duello a distanza, ma anzi un rinsaldare le proprie fila per poi affrontare in maniera decisa e forte le sfide che ci attendono. Tra l'altro i componenti della commissione mia, quella della nona commissione, mi scrivono proprio per già proiettati a quelli che saranno le cose da fare martedì e mercoledì, quindi credo che sia veramente un non duello quello tra Meloni e Salvini e anzi siano una coppia che sta cercando di risolvere problemi dopo tanti anni di polvere sotto al tappeto come quella sui migranti e che lo stia facendo in maniera molto responsabile. Se io sono contento del fatto che oggi ci siano tutti questi migranti e che non si sia ancora perpetrato il blocco navale, no, non sono contento io, come non è contenta Giorgia Meloni e come non sono contenti tanti dei nostri elettori. Però quello che devono sapere è che noi stiamo lavorando e anche forte, quindi noi siamo scontenti due volte perché a fronte di tanto lavoro che stiamo mettendo a terra, al momento abbiamo ancora queste grandi difficoltà, ma sono assolutamente convinto che porteremo a casa un risultato che non sarà la gestione dell'emergenza, ma un risultato strutturale con l'aiuto delle nazioni europee, ma neanche un aiuto, con la consapevolezza che le nazioni europee dovranno avere che non è un problema italiano, ma è un problema anche di equilibri geopolitici. A chi serve un'Europa debole, fiaccata dai migranti? Beh, non certo alle nazioni europee, ma forse a qualcuno che a quell'Europa fa tanta concorrenza. Peraltro sul rapporto Meloni-Salvini, insomma, in queste ore Salvini ha detto Giorgia sta facendo miracoli, insomma, più distensivo di così non si può. Dovrebbe raccontare bugie se non dicesse la verità. E Salvini è una persona che non racconta bugie. Allora, ovviamente a Pontida si sta parlando anche di autonomia, è tornato un po' in pompa magna il concetto dell'autonomia, anche qui insomma il rapporto va parallelo, spesso con qualche
con qualche scaramuccia, l'abbiamo anche raccontato noi stessi, lo ricordiamo un po' con Villanova eccetera, ma insomma è un percorso che va avanti passo dopo passo, insomma la linea che ha detto lei è andare per i gradi giusti, e questo è il concetto, vero? Ci sono commissioni, c'è una commissione nel quale il presidente della commissione Balboni è di Fratelli d'Italia, il ministro è il ministro Calderoli, e nella quale mi risulta che si lavori bene e con grandissima sintonia. Villanova evidentemente non conosce quello che accade all'interno del Parlamento, ma non è un problema, ognuno ha il suo ruolo e ognuno fa le sue valutazioni, però io che insomma da un po' da vicino lo vedo e che ho la massima stima di un ministro come Calderoli, so che le questioni sono affrontate non per farsi dispettucci come qualcuno vorrebbe, ma per risolvere i problemi. Il fatto però che ci sia questo ritorno, c'è sempre stato ovviamente come diciamo del grido dell'autonomia dal Veneto e dai leghisti veneti, ma anche si torna a parlare Veneto libero, Veneto autonomo, cioè, c'è una sorta di rigurgito autonomista per la delusione un po' del percorso, un percorso definito lento dai militanti. Non credo che sia una voglia. Quando ci si avvicina al traguardo si tirano sempre fuori energie che magari si pensavano sopite, e quindi adesso ci siamo quasi, e non sono solo i leghisti che vogliono l'autonomia, ma sono anche la stragrande maggioranza dei veneti, tra i quali tantissimissimi di Fratelli d'Italia, tra cui il sottoscritto. Fratelli d'Italia che va alla stagione dei congressi, ci può raccontare un po' cosa accade da qui ai prossimi mesi? Accade che saremo chiamati a una fase congressuale per rinnovare il coordinamento provinciale e anche i coordinamenti comunali. E quindi una fase nel quale ci confronteremo, sarà anche l'occasione per incontrare tanti militanti, a raccontare quello che stiamo facendo e anche a spiegare le tante difficoltà, ma anche i tanti successi che abbiamo avuto, a cominciare dal prossimo fine settimana. Non è una fase nel quale perdiamo tempo, ma vogliamo compattare il partito per arrivare poi a un appuntamento strategico per noi e fondamentale come quello delle europee, nel quale dovremmo, assieme a tanti alleati, cambiare questa Europa per avere un'Europa più vicina al popolo che alle grandi lobby. E le date di questi congressi, c'è già il percorso, diciamo? Ma noi pensiamo di chiuderemo i tesseramenti alla fine di questo mese, e poi con novembre/dicembre contiamo di chiudere almeno i congressi provinciali. E invece ci ricorda cosa accade a Monastir la prossima settimana? La prossima settimana grande evento con la presenza dei ministri Urso e Nordio e la presenza di tutti i parlamentari. Il gruppo parlamentare di Camera e di Senato ha organizzato 2 giorni nel quale racconteremo un anno di governo Meloni. I tanti successi, le difficoltà e le prospettive anche per il futuro. Quindi invito tutti a venire a Monastir e ascoltare quello che abbiamo da dirvi. L'ultima domanda che le faccio, e qui torniamo a bomba su anche il suo ruolo di Presidente della Commissione Agricoltura. Ci eravamo lasciati con il granchio, mi ricordo, lei ci aveva dato in anteprima la notizia di lo studio scientifico che veniva commissionato insomma, a più esperti per il granchio blu. Abbiamo letto in questi giorni che il granchio blu è talmente vorace che diventa pure cannibale. Non credo che ci possiamo attaccare a questo speranza per distruggere il flagello, ma è così? Certamente non lo distoglieremo da questa pratica che tra gli uomini è desueta ormai, ma se sono cannibali il granchio blu non li fermeremo di sicuro. Dall'altro lato invece a livello parlamentare anch'io ho presentato un emendamento per aumentare le risorse a disposizione alla lotta al granchio blu, così come alla lotta alla peronospera, che è un'altra dei flagelli che ha cominciato in maniera abbastanza subdola a flagellare le nostre colture. Siamo costantemente in difesa, ma siamo consci anche, ed inizieremo appunto una indagine conoscitiva in commissione appena i tempi, approvazione del decreto asset ed altro ce lo consentiranno, per raccogliere e fare un'analisi di tutti gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione per monitorare il cambiamento climatico e anche di quelli che poi avremo o dobbiamo mettere in campo per contrastarlo ed adattarci al cambiamento climatico, che mi pare essere oggettivo. Poi ci si può dividere se sia colpa o meno dell'uomo, ma c'è un adattamento, e l'uomo, che è l'animale col più grande spirito di adattamento, tant'è che vive dall'Antartide all'Equatore, deve trovare le soluzioni per continuare a poterlo fare.
Grazie davvero, la lascio a Feltre, alla sua montagna. Grazie al senatore De Carlo, grazie di essere stato con noi e buon lavoro. Buona giornata. Allora, restiamo però in tema governo, andiamo allora a vedere cosa ha detto ieri, l'abbiamo visto nel servizio di Christian Alboit, prima parlando degli incidenti sul lavoro. Ieri mattina, l'abbiamo raccontato in diretta nella nostra prima edizione, c'era il Ministro della Giustizia Carlo Nordio a Treviso per parlare di sicurezza con Mario Conte, ma ha parlato anche di omicidio stradale, peraltro in una giornata in cui si contavano ancora altre 2 vittime, lo ricorderete, a Follina e a Campo San Piero. Sentite Nordio sull'omicidio stradale. Omicidio stradale, anche in questa nottata c'è stato un incidente mortale nella Marca, si è ritornati a parlare di omicidio stradale dopo il caso Seno, il patteggiamento a 3 anni e mezzo. Si può fare qualcosa, si può circoscrivere la fattispecie? Le pene sull'omicidio stradale sono già state aumentate a suo tempo in misura anche corposa e come immaginavamo non ha funzionato. Io all'epoca non ero certo al governo, ma ho scritto come giornalista che non sarebbero state sufficienti. Lì davvero serve soltanto l'educazione e la prevenzione intesa come controllo del territorio, cioè come irrogazione delle sanzioni amministrative. Ecco, secondo me in questi casi bisognerebbe davvero intervenire con la mano pesante, soprattutto per quanto riguarda la velocità. Non ha dubbi il Ministro della Giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, la fattispecie dell'omicidio stradale da sola non basta per bloccare la scia di sangue che quotidianamente si registra sui territori. Più che una fattispecie nuova di reato, serviva e serve ancora un approccio diverso, sia culturale che amministrativo, fatto di sanzioni molto più pesanti, in particolare per chi preme troppo sull'acceleratore. Perché è la velocità che è alla base del 90% degli incidenti. Certo c'è la disattenzione, i telefonini, l'ubriachezza, ma soprattutto è la velocità e secondo me quando una persona viene colta a correre a 120 all'ora dove il limite è di 50 bisogna sequestrare la vettura, ritirare la patente per 10 anni e erogare una sanzione che sia educativa anche per gli altri. Tema delle baby gang e della violenza tra giovanissimi nel mirino dell'incontro di ieri tra Mario Conte e Carlo Nordio. Guardia alta nel quadrante di Piazza Borsa ieri nel primo sabato dopo il rientro a scuola. A monitorare la situazione anche, lo dicevamo, il primo cittadino di Treviso insieme al Guardasigilli. Abbiamo assistito anche ad alcuni arresti proprio in questa zona però comunque c'è sempre la polizia che gira e garantisce la sicurezza. Quando era ancora inizio settembre, fine agosto. Dopo gli avvenimenti che sono successi la polizia ha preso molti provvedimenti. A raccontare i sabati ad alta tensione in Piazza Borsa sono i diretti interessati, quei giovanissimi, spesso testimoni o protagonisti di piccole e grandi risse, che allo stesso tempo però riferiscono di controlli aumentati da parte delle forze dell'ordine, ma la violenza spesso esplode ugualmente, così in un locale notturno di Treviso poche sere fa. C'è stata questa rissa, era partita da una discussione tranquilla, poi la gente, soprattutto i ragazzi, hanno voglia di tirarsi, non c'è un vero motivo e in un attimo è degenerata la situazione. Tornando al quadrante di Piazza Borsa, la questione attraversa le generazioni. Questa signora anziana dice di avere paura. Assolutamente non ci si muove più. La sera, proprio per noi di una certa età, la vita culturale è chiusa. Di giorno, insomma. Parecchia gente che beve, parecchia gente che fuma. Non si può fare in una piazza, in un centro, non si può assolutamente permettere. In mattinata l'incontro tra il sindaco Mario Conte e il ministro Carlo Nordio proprio sui temi della sicurezza dopo l'approvazione del decreto Caivano. Comune e governo sono sulla stessa direzione, repressione e prevenzione sono facce della stessa medaglia, inutili le polemiche, dice Conte. L'appello che faccio a tutte le forze politiche, a tutti i protagonisti della città è quello di essere responsabili. Lo dico al sindaco, a me stesso, lo dico alle forze politiche che mi sostengono, lo dico all'opposizione e lo dico anche ai genitori di questi ragazzi, perché mi piacerebbe vedere oggi tanti genitori che vengono in città per verificare se tra questi ragazzi un po' maleducati e un po' arroganti magari c'è suo figlio, perché diamo tutti per scontato che il mio figlio queste cose non le fa. Ecco,
cominciamo a essere meno certi di questa cosa e a verificare che il comportamento dei propri figli sia quello corretto. Alle 6 del pomeriggio, aggiorna Andrea Gallo dal comando della Polizia Locale, una persona aggravata da daspo urbano è stata individuata in via Roma e portata in caserma. Per il resto, evoluzione positiva. Nessuna criticità è stata registrata malgrado l'arrivo di centinaia di ragazzi che hanno invaso il centro, ma che hanno mantenuto, devo dire, un atteggiamento assolutamente rispettoso nei confronti di tutti. Ci sono i ragazzi violenti e poi ci sono i ragazzi eroi, come i due giovanissimi di 16 e 17 anni che 3 giorni fa, giovedì, hanno salvato una settantenne che stava annegando nel naviglio del Brenta a Dolo. Li ha intervistati la nostra Ilaria Marchiori, raccontano quei momenti difficili e raccontano anche purtroppo dell'indifferenza di molta gente tra i passanti che ha preferito non intervenire, o meglio, ha preferito filmare con il cellulare piuttosto che intervenire. Se non fosse stato per Marco e Nicolò, un anziano settantenne che giovedì è caduto nel naviglio del Brenta a Dolo, zona Squero, forse oggi non potrebbe raccontarlo. I due ragazzi di 16 e 17 anni stavano aspettando l'autobus che li avrebbe riportati a casa dopo la scuola, quando poco dopo le 13 è avvenuto il fatto. Abbiamo notato subito questo signore che era davanti alla fermata che controllava gli orari e lo vedevamo che non era tanto in buona salute. Ci siamo girati dall'altra parte praticamente, ne stavamo parlando così e l'abbiamo visto che si stava tuffando dentro in acqua e l'abbiamo visto a testa in giù dentro al fiume. Abbiamo deciso subito di reagire anche perché i nostri coetanei praticamente non davano segni comunque che volevano aiutarlo e allora noi ci siamo tolti la cartella e comunque le scarpe e la maglietta e siamo entrati dentro per aiutarlo. E abbiamo cercato di tirarlo su per le gambe girandolo, perché aveva appunto la testa rivolta verso il basso e temevamo un annegamento. E l'abbiamo girato e abbiamo cercato di spingerlo verso riva per i piedi e dopo un signore ci ha dato una mano a tirarlo su, un operaio penso che è arrivato di corsa dandoci una mano e insomma siamo riusciti a portarlo a riva. Mentre i passanti che avevano assistito alla scena avevano chiamato i soccorsi, infatti in breve tempo è giunta sul posto l'ambulanza, i carabinieri e anche i vigili del fuoco con una squadra di mira. L'anziano poi è stato soccorso e ora sta bene. Solo grazie a Marco e Nicolò che non hanno esitato un attimo a tuffarsi, ma che loro malgrado si sono dovuti scontrare in quei momenti concitati con l'indifferenza della gente. Ci siamo fiondati subito in acqua appunto perché non vedevamo un'iniziativa da parte di nessuno. Una forte indifferenza verso l'età adulta, quindi dall'esempio che dovrebbero darci più o meno i nostri genitori, perché l'età era quella, ci davano un esempio che era del tutto sbagliato e che comunque andava contro ai principi morali di una persona. Non è stato soltanto merito nostro e non vogliamo essere i protagonisti di questa cosa, ma ci sono state anche altre persone che ci hanno aiutato. Di certo sono stati molti che sono rimasti a guardare, ma io ringraziamo tutte le persone che comunque sono venute là ad aiutarci. E per il loro coraggio Marco e Nicolò, che praticano anche pugilato con la box Riviera del Brenta, saranno premiati dal sindaco di Dolo. Giustamente premiati. Adesso pochi istanti di pubblicità, ripartiremo proprio da Venezia. In provincia di Venezia la possibilità di sviluppare tumori o malattie cardiocircolatorie correlate all'inquinamento è 3 volte superiore che nel resto del Veneto, dove tra l'altro l'incidenza dei tumori è del 20% superiore alla media nazionale. Lo dice uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità ed è il dato che emerge anche dalla relazione di biomonitoraggio sulla contaminazione da diossine FAS e PCB in campioni di uova provenienti dall'area metropolitana di Venezia, eseguito dal coordinamento No Inceneritore Fusina con il supporto scientifico di ISDE Medici per l'Ambiente, presentato a Palazzo Ferrofini. In sostanza, le uova prelevate nel veneziano sono avvelenate da diossine. Il mondo sta andando in direzione opposta alla nostra, mentre noi continuiamo a incenerire i rifiuti. Questo provoca danni alla salute e noi dobbiamo tenere assolutamente conto di questa questione. Chi ha i danni maggiori sono purtroppo i bambini in tenera età,
anche, i dati di questo studio lo hanno dimostrato in pieno. La prevenzione deve essere l'attività politica per eccellenza, perché se si vuole servire la cittadinanza, sì, si deve garantire la continuità da un punto di vista economico, ma non può essere fatta a discapito della sicurezza dei cittadini, specie dei più piccoli. Lo studio è stato eseguito su 4 campioni di uova provenienti da galline allevate all'aperto in pollai familiari, dunque senza uso di antibiotici né prodotti chimici. 2 campioni prelevati nella zona di Villabona e nell'area agricola a sud di Malcontenta hanno evidenziato valori altissimi di diossine, eccedenti da 2 a 5 volte il limite di legge. Gli altri 2 campioni, prelevati in centro a Marghera e a sud di Oriago, hanno invece valori nei limiti fissati dal regolamento europeo. Noi chiediamo una moratoria, cioè noi chiediamo di sospendere i progetti, di ripensare tutto il ciclo dei rifiuti, di approfondire in maniera molto più precisa e appunto andando a vedere gli alimenti, andando a vedere i suoli eccetera, di approfondire qual è lo stato dell'ambiente e lo stato della salute della popolazione prima di fare qualsiasi altra scelta. Intanto sul fronte della lotta al cancro l'Istituto Oncologico Veneto cresce di posizione nelle classifiche mondiali delle strutture appunto che combattono i tumori. L'Istituto Oncologico Veneto scala le classifiche mondiali per la sua competenza nella cura e nella ricerca contro le neoplasie. A livello nazionale e internazionale cresce la sua statura. Lo IOV si conferma infatti tra i migliori centri per la diagnosi, la cura e la ricerca sul cancro, posizionandosi al terzo posto tra gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici oncologici monotematici in Italia e al 127° posto su scala mondiale come centro dedicato alla diagnosi e alla cura del cancro. A stabilirlo la classifica stilata da Newsweek, la rivista che annualmente mette in fila i migliori ospedali specializzati del mondo. Dobbiamo ricordarci che lo IOV è una struttura giovane, è una struttura che si è ingrandita negli ultimi anni con l'acquisizione di altre sedi, in particolare di Castelfranco, oltre alla sede storica di Padova a cui si è aggiunta l'attività di Schiavonia, e dobbiamo ricordarci che siamo relativamente piccoli perché eroghiamo solo attività oncologica e una parte di questa attività. Quindi devo dire grazie a tutti gli operatori, grazie alla ricerca. Per la sanità veneta è un motivo di grande orgoglio perché in oncologia si tratta di salvare quante più vite possibili, ha commentato il presidente del Veneto Luca Zaia, ringraziando tutto il personale sanitario delle sedi IOV di Padova e Castelfranco. Adesso torniamo a Venezia. Anche quest'anno la libreria dei Tolentini di Cristina Giussani è l'unica a vendere testi scolastici in tutta Venezia. La titolare è costretta agli straordinari e con margini di guadagno risicati. Lo faccio, dice, perché amo la mia città. L'ha raggiunta il nostro Filippo Fois. Per me è un piacere farlo, certo è una fatica, ma lo faccio per la città, ci tengo molto io alla mia città. Calata la sera, mentre tutti gli altri negozi sono chiusi, le luci rimangono accese solo nella libreria di Cristina Giussani. Anche quest'anno la sua è l'unica libreria che vende testi scolastici a Venezia città. E da settimane, in mezzo a pacchi spediti dalle varie case editrici, la presidente nazionale del sindacato librai di Confesercenti è costretta ad un autentico tour de force. Sto veramente lavorando 13-14 ore al giorno, arrivo qua alle 8 di mattina e spesso vado via verso le 9:30, 10 di sera. Quante scuole sta seguendo? Scuole elementari io circa 8, alcune complete, alcune solo magari 2 classi, 3 classi e poi seguo le medie, soprattutto le medie di primo grado, quindi le scuole medie e qualche superiore anche. Sono giorni che Cristina Giussani riceve bambini e genitori che arrivano ai Tolentini da tutti i sestieri di Venezia e dalla Giudecca e se non ci fosse lei, per comprare i testi delle elementari ad esempio, tutti dovrebbero prolungare il viaggio addirittura fino a Mestre, perché quei testi possono essere venduti solo da una cartoleria o libreria che si convenzioni col comune. Perché secondo lei è l'unica a offrire questo servizio? Probabilmente gli altri colleghi avranno valutato che il ritorno economico è così minimo, se non vicino a zero, che non hanno interesse a farlo. Quali sono i margini di guadagno, per esempio, per i libri delle scuole elementari? Sulle scuole elementari su ogni bambino c'è mezzo caffè a bambino, perché poi i libri elementari non sono eccessivamente costosi perché sono prezzi calmierati dal governo perché li paga il ministero, quindi ogni bambino mezzo caffè. Quindi sì, qualche caffè sono riuscita a berlo, ma qualche caffè. Io tengo la mia impresa, ovviamente, ho bisogno che la mia impresa stia in piedi, ma credo anche che deve stare in piedi la città e quindi ognuno di noi deve dare un piccolo contributo alla città.
Tra l'altro va detto che molte volte chi viene a prendersi i libri di scuola con questi pochi margini, magari un libretto per il bimbo, per se stesso, per il marito, per la moglie o per qualcun altro lo acquista. Torniamo sul palco di Pontida perché sta parlando in questo momento il ministro Calderoli, insomma l'uomo chiamato a portare a casa l'autonomia. Sentiamolo. Davanti a voi Umberto Bossi per aver creato la Lega e pensato a Pontida. Ringrazio e ricordo Maroni, con cui sono cresciuto all'interno della Lega. Ringrazio Matteo Salvini, grazie al quale abbiamo raggiunto i massimi dei risultati della storia della Lega. Grazie a tutti. Orgoglioso di essere bergamasco perché la Lega nasce in Veneto e a Varese, ma quella dove è più cresciuto e raggiunge sempre il massimo dei risultati è proprio la mia città, la città di Bergamo. Orgoglioso, come diceva Daniele, di essere nipote di mio nonno che aveva sognato la provincia autonoma di Bergamo. Pensate all'emozione del fatto di poter dare non l'autonomia speciale a Bergamo, ma l'autonomia alle regioni, a cascata, a comuni e province, e quindi anche la realizzazione del sogno di mio nonno. Sto facendo questo lavoro, vi sento tutti vicini, diversamente non ce l'avrei mai fatta a fare questo sforzo. Sapevo che non era una passeggiata, perché se sono passati 22 anni da quando è stata scritta in Costituzione l'autonomia differenziata, sono passate 7 legislature, 14 ministri e nessuno è riuscito a cavare un ragno dal buco, un motivo c'è di sicuro. Io l'ho fatto quel lavoro con quella caratteristica che il bergamasco ha nel DNA, l'aurà, l'aurà e ancora l'aurà. E sono soddisfatto di aver raggiunto un accordo con una maggioranza che è assolutamente convinta del portare a casa l'autonomia. Non pensavo che una forza così determinante, perché in Commissione tutti votano secondo le indicazioni che vengono dalla maggioranza e nessuno si è mai tirato indietro. Risolvere la questione settentrionale e la questione meridionale sono il mio obiettivo. Io non pensavo che mi avrebbero fatto un monumento, però non accetto di venire costantemente insultato. Sono arrivati a dire che con l'autonomia favorirò la mafia, che voglio dividere il paese, che voglio favorire le regioni più ricche a vantaggio di quelle meno sviluppate, quando c'è scritto esattamente il contrario, che tutti andranno alla stessa velocità. Però non mi aspettavo di ricevere 15 giorni fa una lettera in cui la mafia mi accusa di volere il genocidio del Mezzogiorno e mi ammazzeranno perché voglio l'autonomia. Mi hanno fatto paura, sono qua che tremo tutto dopo quella lettera. E infatti abbiamo dato un'accelerata in Commissione, abbiamo superato proprio giovedì scorso la metà degli emendamenti che i cari amici dell'opposizione ci hanno presentato, 572. Noi andiamo avanti lo stesso. Io sono convinto che entro la fine del mese finiremo in Commissione, per l'ottobre 2023 il provvedimento sarà in aula al Senato e questo vuol dire 2024, l'anno dell'autonomia. Io vado avanti, nonostante ci voglia tanta pazienza. Mi porto dietro adesso anche sempre le pastiglie.
Questo è il male. Allora così Calderoli, che ha dunque fissato un altro step, ottobre 2023, dice, quindi praticamente tra un mese la discussione in Senato, ha parlato anche di queste minacce di morte per l'autonomia e la difficoltà di portarla avanti, mentre il nostro counter ricorda 2156 giorni dal referendum in Veneto. Andiamo a Riese Pio X, nell'ambito delle celebrazioni per Papa Sarto, per il ritorno del corpo di Papa Sarto. Oggi è in programma il Palio dei Mussi, lo sta seguendo, lo seguirà il nostro Lucio Zanato. Lucio, buongiorno, buona domenica. Buona domenica a te, buona domenica ai telespettatori di Antenna 3, quindi dal Prato di Pontida al Prato di Riese Pio X, anzi al Mussodromo di Riese Pio X. Io sono con il presidente della Proloco, Luciano Ceccato. Luciano, allora, un trentennale per una ricorrenza che voi portate avanti nel segno anche di Pio X. Certo, sì, avevamo preso spunto di Pio X, che è la salita a grappa con la mula bianca, e siamo partiti con il palio ricordando il nostro santo concittadino. 30 anni, grande partecipazione, le borgate, diciamo l'ultima borgata vincitrice è stata la Piazza, giusto? Sì, certo. Mentre Vallà si è aggiudicato, diciamo così, la versione femminile, perché devi sapere, Nicola, che le gare sono fatte con fantini maschi e fantini donne, e quindi è una gara all'ultimo chilometro, anzi all'ultimo metro. Sì, una volta si faceva ancora maschi e femmine tutti quanti assieme. Da diversi anni abbiamo, sì, giusto che le donne da soli, i maschi da soli, anche perché la differenza. Ma chi ha più verve? Chi è che riesce a discutere meglio con i mussi? Ma che c'è anche qualche fantina tosta che fa pelare il muso. Ecco, che va ricordato, non è un mulo, è proprio un asino, e quindi quando si impunta. Sì, non cos'è versi, non cos'è. Allora, ricordiamo gli orari di oggi. Noi con la sfilata partiamo alle 15, 2 mesi, manca un quarto e 3, partiamo quell'orario là, facciamo la sfilata con tutte le borgate che circa sono 400 persone. Però tra l'altro tutti vestiti, sì, con i vestiti dell'epoca? Dell'epoca del Novecento, l'era contadina qua nostra. L'era di Pio X. L'era di Pio X, e ogni borgata rappresenta un lavoro. Ecco, allora ricordiamo la piazza, le terre grosse, perché poi le borgate hanno nomi particolari, perché vabbè, la piazza si capisce. Terre grosse, cosa significa? Terre grosse sarebbe il paese, diciamo, diviso a metà, che sarebbe a sinistra del paese come a destra Piave e a sinistra Piave, per dire, per fare un esempio. Perché a terra già era più... terra di Giare sarebbe terra ghiaiosa, invece terre grosse sarebbe una terra più fangosa, una terra più... Ecco. Giusto per capire proprio come siamo veramente immersi nella terra. Poi ci sono le cenderole dove c'è naturalmente il santuario. Pasotti. I Pasotti è un borgo che del soprannome una volta, e ognuno aveva un soprannome, perché il cognome qua gli era conosciuto, però tutti quanti avevano un soprannome, e è un borgo i Pasotti. Mentre poi c'è Spinea, immagino che sia perché è pieno di spine, sì. Pieno di rovi. Poi abbiamo detto Leiare, quindi da Giara. Sì. Poi c'è Vallà, vabbè, e poi Poiana, che sarebbe Poggiana. Poggiana, esatto, una frazione, sì, qua. E Cendroi, sì, come ho detto. Abbiamo compreso tutte le frazioni, parlando tutto il comune, e in più i vari borghi per frastagliare, per dividere il paese, che abbiamo fatto queste 8 borgate. Che non vuol dire che sono solo 8 muri che corrono, ce ne sono molti di più? No, prima del Covid che erano in 40, 42, 43 musiche in Corea. Dopo qualcuno, perché si è affermato per altri motivi, insomma quest'anno siamo una trentina circa, qualcuno si è ritirato perché si è fatto mai e quant'altro, saremo 27-28 mussi. Beh, insomma, non male. Sì, la gara vera e propria che ora è? La gara vera e propria sulle 3:30, scommesso, 3:30, manca un quarto e 4, per le 6:30 è finito tutto. Ma giusto per capire, è come il Palio di Siena, si mettono tutti in riga e poi... Sì. Perché devi capire, Nicola, che qui c'è un mussodromo e credo che sia uno dei pochissimi d'Italia addirittura certificati, perché noi ridiamo, però in realtà dietro c'è tutta una serie di regole, eccetera. Certo. E poi c'è anche una diffusione di questo sport in tutta Italia, ad esempio certo. Mi diceva prima in Sardegna. In Sardegna siamo stati invitati, abbiamo partecipato alla sfilata, no, con i mussi, perché è una roba impossibile portare l'idea, però anche abbiamo fatto un piccolo gemellaggio con Ololai. In Sardegna. E il mussodromo che noi abbiamo alle nostre spalle è comunque un circuito omologato. Esatto, perché è
Ha detto il Ministero, cos'è? Uno ha detto che ogni anno, cioè ogni 3 anni, viene a controllare, viene a verificare se è tutto quanto a posto, se è a norma. Quindi proprio viene omologato, altrimenti non si possono fare le gare. Certo. E dopo, anche se dovesse essere cattivo tempo, che piove, dovremo sospendere la gara. Ah, perché comunque per il benessere animale, immagino. Esatto, per il benessere animale, che non sbrissi, che si fa mai. Comunque siamo in contatto con veterinari e con una clinica in caso dovesse succedere, ma fin adesso non è mai successo queste robe qua, insomma. E poi il tifo è enorme, immagino. Sì, che se ogni borgata ha il suo tifo e ognuno tifo per la propria. Allora, ci spostiamo un attimo, ringraziamo un attimo il nostro presidente del blog, perché andiamo direttamente ai Mussi. Se riuscite a venire un po' più avanti, so che non è facile perché quando i Mussi... Allora, il tuo nome? Baseggio Daniele. Tu sei della Iara? Borgata Iare. Iare. Qui invece hai la piazza che ha vinto l'anno scorso. Sì. Che cosa farai per cercare di portare via il trofeo? Speriamo di riuscire a vincere il trofeo e sbaragliare la piazza in qualche maniera. Ma come si fa a muovere un musso quando decide che lui non ha voglia di andare avanti? Bisogna addestrarlo, 1 mese e mezzo prima, 2 o anche tutto l'anno, e cercare di capire i suoi movimenti, i suoi scatti, insomma la sua abitudine giornaliera. Insomma, praticamente è un lavoro che dura dura una vita. Bisogna entrare in sintonia col muso. Bisogna sempre allenarsi. Ecco. Adesso vieni qua, questo invece sono i campioni in carica, giusto? La piazza. Il tuo nome? Esatto, Pellizzarada. Ecco, il tuo muso come si chiama? Era maschio o femmina? Femmina. Senti, ma si riesce a discutere meglio con le donne, cioè con le femmine o con i maschi degli asini? Allora, diciamo secondo me con le femmine, perché gli asini maschi testa dura e sono più difficili anche da tenere in gara. Ecco, quindi avete capito, testa dura i maschi, non solo per gli asini. Io direi che adesso potremo dare la linea allo studio, pronti a riprenderla questa sera per raccontarvi com'è andata qui a Riese Pio X. Bravo Lucio, volevo ricordarti questo, nel ringraziarti perché oggi ho imparato che esiste anche il mussodromo, quindi se ne impara sempre una. Ricordiamo che questa sera nel corso del telegiornale ci ricolleghiamo con te a Riese e ci racconterai com'è andata il palio, è così? Sì, esattamente, siamo qui per questo, siamo qui per raccontare questi 30 anni del Palio dei Mussi a Riese Pio X, un evento che secondo me dovrebbe diventare nazionale, fare un circuito, perché solo così si capisce l'umanità, secondo me. A te la linea. Grazie Lucio Zanato, è uno degli eventi collaterali poi al grande evento del 7 ottobre, il ritorno delle spoglie mortali di Papa Sarto nella sua Riese. Tanti gli eventi che continuiamo a seguire anche settimanalmente, dai Mussi alle mucche, con i 10 giorni di festa a Bressanvido per la Transumanza 2023. 10 giorni di festa per le strade e le piazze di Bressanvido e conto alla rovescia per l'arrivo della Transumanza, accolta quest'anno con un grande evento dal 22 settembre al 1 ottobre. Transumando Bressanvido è un nuovo contenitore, un nuovo abito che veste gli eventi che già conosciamo per Bressanvido. È un nuovo abito che indossato vuole valorizzare, vuole comunicare meglio quello che sappiamo fare. Da 25 anni con la Transumanza e da 9 anni col Festival dell'Agricoltura, unendoci insieme alla festa di Latterie Vicentina. 3 grandi eventi da sempre cuore pulsante della città, a partire dalla 25esima edizione della Transumanza di Bressanvido. La mandia più famosa del Veneto si rimette infatti in marcia verso la pianura dopo i mesi trascorsi in montagna. Da venerdì 22 circa ore 10:30 noi arriviamo in fattoria domenica 24 ore 17. E si arriverà proprio da quella porta lì? Sì, da qua, proprio. E poi spazio alla grande festa. Arrivano qua sia giovani che anche meno giovani, ci sono vari tipi di ballo, sia per i giovani che il liscio oppure country. Grande spazio anche al Festival dell'Agricoltura, giunto alla sua 9ª edizione, che si occuperà come sempre del futuro sostenibile. A chiusura dei 10 giorni di Transumando, un grande evento a porte aperte, Latterie Vicentine in festa. Domenica 1 ottobre apriremo le porte del nostro stabilimento ed è l'iniziativa principale per la quale ci inseriamo all'interno del programma della Transumanza, che è un'operazione di cosiddetta trasparenza, la possibilità per il consumatore di entrare dentro i nostri stabilimenti in assoluta sicurezza per vedere dove nascono appunto i nostri prodotti.
Storia del territorio, degustazioni, laboratori didattici, concerti, balli popolari, una festa che mette d'accordo proprio tutti. Tutti possono trovare qualcosa da fare, dalla famiglia con bambini, con i laboratori, workshop, visitare le risorgive, che sono i percorsi sempre aperti tutto l'anno, ma in questi giorni particolarmente attive, festa da ballare, da mangiare, i convegni del Festival dell'Agricoltura, quindi qualche giorno a Bressanvido si può sicuramente spendere. Siamo in chiusura a Pontida, è il momento di Giancarlo Giorgetti, del ministro Giorgetti in questi minuti. Non è ancora salito sul palco per il discorso finale Matteo Salvini, immaginiamo con Marine Le Pen, che non si è ancora vista contestata diciamo da alcuni leghisti Marine Le Pen, diciamo nei giorni precedenti. Intanto c'è Giorgetti che parla, poi vi racconteremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Vi lascio al meteo e alla programmazione. La programmazione prevede come sempre il nostro film, un classico del 1948 di Victor Fleming, il regista di Via col vento. Il film è Giovanna d'Arco con Ingrid Bergman. Vi lascio al meteo e poi il film. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago. Bentrovati al meteo. La settimana si chiude con una domenica 17 settembre nel complesso tranquilla e con condizioni meteo stabili. Vediamo i dettagli. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, la giornata infatti sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e da cielo sereno o al massimo velato. Le temperature saranno stazionarie o in lieve locale aumento, minime sui 13-20 gradi, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole con cielo da poco nuvoloso a variabile, specie sui rilievi, ma in genere senza conseguenze. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà soleggiato, salvo la presenza di nubi basse, specie mattutine. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime comprese tra 28 e 30 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago.